Questo vitello ha un problema un po' grosso, perché c'è un altro animale che poi con il proseguire della canzone capirete chi, che voleva un servizietto. Nel frattempo il maestro Lunetta, un applauso al maestro Lunetta! Tutti i parenti. Sono i parenti. Boschetto della mia fantasia c'è un fottio di animaletti un po' inventati da me che mi fanno ridere quando sono triste, mi fanno ridere quando sono felice, mi fanno ridere quando sono medio, in pratica mi fanno ridere sempre quel fottio di animaletti inventati da me. C'è il vitello con i piedi di balsa, il vitello con i piedi di spugna, e indovina chi c'è? C'è pure il vitello dei piedi di cobalto. C'è il vitello dei piedi donati, 4 hanno inventati, sono gli animali della mia e della tua fantasia. C'è il vitello dei piedi di balsa, si raccoda il vitello coi piedi di cobalto, gli disse c'è il vitello dei piedi donati che parla molto male di te, sostiene che i tuoi piedi non sono di vero cobalto ma sono in effetti 4 piedi di pane ricoperti da un sottile strato di cobalto. Caro vitello dai piedi di balsa, la tua storia è falsa. L'amico vitello dai piedi di spugna mi ha svelato la verità e gli ha nascosto un amico spia nei tuoi piedi di balsa e quei piedi tornati. Così ha scoperto che tu, solo tu, sempre tu, anche tu, nient'altro che tu, proprio tu. Sei il vitello dai piedi di balsa, l'inventore di una storia falsa. Accusate il vitello dai piedi tornati e per questo i tuoi piedi saranno sbottati. La legge prevede una pena aggiuntiva per questo reato, l'ascolto forzato. Se il mondo assomiglia a te, non siamo in pericolo, può nascere ancora l'imprevista prima casa. Se il mondo assomiglia a te, si può ancora piangere, pagare le tasse, far benzina, se vogliamo, non si offre il bene. Pure un condor lo devo portare. Nel bosco della mia fantasia ora c'è un vitello senza più piedi che tocca pietà quando ecco che un piccolo amico si avvicina. Bastardi che siete però, prestatevi, non fate le merde. Si sa mai. No, dai. Dai, guarda, volete che si presti il nuovo componente? Guarda, guarda il pubblico femminile che ti vuole prestate. Prestati, dai. Dai, dai. Su, sacrificati per la causa, cazzo. Giusto perché l'ha detto il pubblico femminile subito. Tira chiossare, eccetera, eccetera, che è più alto. Mi presento, sono l'orsetto ricchione e come avrai intuito adesso ti inchiudo. Amico secchiotto ti vedo barzotto, sento uno spino. Non avere paura.
tira, dall'altro mi spaventa un po', giovane ma questa è in fondo la vita mia, che io vivo con gioia, questa mia condizione. Quando dice per la Conclusione, perché ho capito che io, proprio io, sempre io, anche io, nient'altro che io, proprio io, ero il vitello dai piedi di balsa, il perdone di una storia falsa, quando mi ha fermato il vitello pusone, quel puso marrone che perde sapere che c'è, il vitello dai piedi di balsa, danza, il vitello dai piedi di balsa, ha composto una canzone e basta. Grazie! Hai provato la sensazione unica, vieni qua. Dai, che ormai abbiamo stretto i rapporti. Vieni. Oh, mica parlato. Vedi che io ho ufficializzato davanti alla mia zita, per cui ormai... Aspetta! Sì, però... Aspetta, se cominci a ubriacarti ora quando siamo sposati che mi devi fare?